Bene, allora buonasera, ormai siamo alla fine del terzo giorno del Festival delle Foreste di Longarone, siamo qui a Longarone Fiere in questo strano format di quest'anno, il format Covid, dove tutto si è dematerializzato, dove tutto è diventato sostanzialmente virtuale, questa specie di palcoscenico dove abbiamo fatto interagire molti soggetti portatori di diversi interessi che gravitano intorno al tema centrale delle foreste. Il Festival delle Foreste è nato l'anno scorso come reazione alla tempesta Vaia e quest'anno, nella seconda edizione, quando l'abbiamo pensato all'inizio dell'anno, prima del Covid, avevamo messo una parola chiave che era quella della rinascita di tutto ciò che sia in termini ecologici, la rinascita dei boschi, la rinascita della vita dopo la morte di Vaia, ma anche la rinascita delle filiere, quindi tutto il grande tema della valorizzazione del legname delle nostre foreste. Ecco, intorno a questo tema, grazie a una fitta rete di partenariato che ha lavorato con Longarone Fiere a partire da gennaio, siamo riusciti a organizzare oltre 20 eventi, ognuno gestito principalmente eventi autogestiti dai diversi soggetti. E di tutto questo trovate memoria nei canali YouTube e Facebook del festival. C'è poi una parte molto materiale che non ha senso vedere attraverso i meccanismi del web, ed è quello che sta succedendo in questo momento in Cansiglio, che è un piccolissimo assaggio di quello che sarà Poster, Bosco e Territorio Nord-Est 2021, cioè la più grande manifestazione di macchine e attrezzature per la lavorazione del legno a partire dall'esbosco fino alla trasformazione finale. Ecco, abbiamo voluto finire questo nostro festival di quest'anno come l'anno scorso, con degli eventi musicali, e quindi abbiamo cercato di mettere assieme l'inscindibile legame che c'è tra il legno e la musica. Ecco, in questo percorso abbiamo deciso di invitare alcuni amici, alcune persone che dal nostro punto di vista si sono distinti nel creare questo straordinario binomio. E uno di questi è Alessandro Marchetti, amico da tanti anni, amico di famiglia vorrei dire, perché l'amicizia parte dai genitori con i quali abbiamo condiviso una vita professionale intorno agli alberi e ai boschi. Alessandro è un artista e ha deciso di fare del suo bosco, del bosco di famiglia, praticamente la sua hall, il suo luogo di esibizione. È un luogo che però grazie a lui e grazie ad altri amici ha fatto interagire altre arti, da quelle teatrali, la poesia e tante altre. Ecco. E la figura di Alessandro ci è piaciuto presentarla non solo perché è così in sintonia con i temi di oggi, ma perché alla fine dalla sua esperienza, da quella diciamo un po' della sua intera famiglia, è nata un'idea che fra l'altro è diventata una legge della nostra regione, ed è stata quella di pensare che i boschi potessero diventare veramente un qualcosa di più che un insieme di alberi, funghi, animali, eccetera, ma potessero diventare una vera e propria luogo di formazione e di trasferimento di sapere e di saperi. E da questa è nata la legge regionale sui boschi didattici. Quindi stasera abbiamo invitato qui Alessandro per parlarci di queste due cose, quindi da un lato della sua esperienza di artista che nasce nel bosco piantato dalla sua famiglia, e dall'altra parte di persona che intelligentemente è riuscita a sensibilizzare il mondo politico della nostra regione fino a far sì che la nostra regione sia la prima regione in Italia che si dota di una legge sui boschi didattici. Quindi Alessandro, lasciamo spazio a te, non sarà un dialogo, sarà una tua performance sostanzialmente che sarà basata tra slide e musica. Prego. Grazie mille. Allora,
Grazie mille al dottor Giustino Mezzalira, e io sono veramente, noi del Bosco dei Violi siamo davvero emozionati e onorati di questo invito. Perciò ringraziamo il dottor Mezzalira, ringraziamo Veneto Agricoltura e Longarone Fiere per questo invito e per questa manifestazione che peraltro quest'anno ha anche un valore ancora più grande, perché posso solo immaginare anche dal punto di vista organizzativo, naturalmente con il periodo attuale, quali possono essere state anche le difficoltà nell'organizzare questo, perciò ha anche un valore ancora più forte ed intenso. Allora, io in questo mio intervento vorrei innanzitutto parlarvi di quella che è la mia esperienza in questo luogo particolare, in questo bosco, che è il Bosco delle Viole, ed è un bosco di pianura. Dopodiché racconterò e faremo un piccolo approfondimento su quello che è uno dei capitoli più recenti della storia dell'esperienza del Bosco delle Viole, cioè il fatto di aver collaborato e contribuito con la propria esperienza, con le proprie idee ad una legge, alla scrittura di una legge della Regione Veneto, la legge numero 14/2020, è stata approvata a fine aprile ed è in vigore da maggio, che è quella appunto che riguarda anche con il quale la Regione riconosce la figura, istituisce la figura del bosco didattico. Come chiusura dell'intervento faremo naturalmente anche, vi faremo ascoltare alcune melodie che vengono alcune dalla tradizione, alcune che alla tradizione si ispirano, tutte comunque che in qualche modo richiamano il bosco, e questo lo farò insieme all'amico Matteo Marcon, che è un grande musicista, grande amico, grande musicista, nonché erbolista, perciò come dire ci siamo trovati proprio per queste due passioni comuni, la musica e la natura. Allora, possiamo far partire la presentazione. Ecco qua. Allora, Bosco delle Viole. Diciamo, possiamo andare avanti, sì? Ok, perfetto. Allora iniziamo un po' da quella che è la nostra storia. Allora, il Bosco delle Viole nasce a metà degli anni 90, è un bosco di pianura, un bosco planiziale. Siamo vicino al comune di Oderzo, nel comune di Mansuè, la campagna trevigiana, e si tratta di un bosco che è stato realizzato, o meglio è stato progettato e poi realizzato da mio padre, che è un agronomo e un erbolista. Possiamo andare avanti con le slide, perfetto, ecco qui. Si estende su una superficie di circa 3,5 ettari. Diciamo che grosso modo di questa superficie un 2/3 è coperto dal bosco, e poi c'è un altro ettaro dove c'è un prato, ci sono diverse piante officinali, e naturalmente questo bosco è stato realizzato, come dicevo, negli anni 90 da mio padre, e con una determinata idea, e cioè di valorizzarlo e di far esprimere le varie potenzialità che può avere un bosco, e perciò non solo e soltanto quella produttiva, che naturalmente rimane molto importante, ma anche tutti quegli altri servizi ecosistemici sono propri del bosco. In un momento particolare come questo, peraltro, lo abbiamo vissuto e lo abbiamo anche molto percepito come una camminata immersi nella natura, tra i nostri boschi, in un sentiero, abbracciati in qualche modo dagli alberi, dagli arbusti, dalla vegetazione, ci faccia stare bene. E questa cosa, come dire, la percepiamo, e oggi come oggi, peraltro, ci sono degli studi importanti che oggi ce lo dicono, e anche recentemente, per esempio, sono stati fatti anche degli studi. Noi abbiamo un contatto con una ricercatrice all'Università di Padova, che peraltro è venuta anche a valutare questo aspetto legato al benessere proprio nel nostro bosco. Allora,
Le caratteristiche di questo bosco, diciamo che troviamo tutte le specie arboree arbustive tipiche della nostra pianura, nessuna esclusa. Ci sono quindi piante autoctone, piante naturalizzate, tipiche di quella che è appunto la nostra area. Possiamo un po' considerarlo come una sorta, passate un po' l'immagine, di showroom verde che mostra la biodiversità, la ricchezza dal punto di vista arboreo e arbustivo. Naturalmente questo, come vi dicevo, nasce a metà degli anni 90 e su una ripresa, una ritrovata sensibilità nei confronti dei boschi di pianura, perché ricordiamolo che qua la lezione del dottor Mezzalira è sempre presente nel nostro ragionamento. Nella nostra pianura era una piccola Amazzonia e negli anni 80, cioè una storia molto complessa, ma per arrivare vicino ai giorni nostri, negli anni 80 troviamo quello che è un po' il punto più basso, e cioè il momento in cui dei nostri boschi primeveri era stato eliminato il 99,99%, il che vuol dire che non rimaneva l'1%, neanche lo 0,1%, ma lo 0,01%. Non è stato un bel momento. Da lì, per fortuna, come dire, c'è stata una ripresa di sensibilità, e questo progetto, quello del Bosco delle Viole, ha contribuito, ha fatto la sua parte proprio in questo senso, creando poi quello che è stato un modello che è stato replicato in altri boschi, in altri progetti anche di qualificazione ambientale, e che è stato preso, ecco, vediamo qua per esempio una pubblicazione di Veneto Agricoltura, ma anche tesi, ma anche manuali. Perciò quel progetto è quello che vedete al Bosco delle Viole, il modello è stato poi preso quale esempio. Bosco delle Viole oggi, vediamo, come dire, non potevamo portarlo noi qui, vi portiamo quelle immagini. E allora, più o meno, diciamo che questo è quello che potete vedere venendoci a trovare. Eccolo qui. Qui abbiamo un sentiero che ci piace molto, che abbiamo chiamato la Galleria dell'Infinito. Naturalmente il Bosco delle Viole, non poteva mancare una foto delle viole. Qua c'è sia un motivo botanico di questo bosco che un motivo legato alla tradizione. Viole perché in maniera assolutamente spontanea e una parte del bosco si è tappezzata di viole ed è stato uno spettacolo, un quadro. Veniva voglia veramente di essere artisti, prendere la tela e dipingerlo. Ci ha riempito di emozioni. Dall'altra, voi sapete che soprattutto una volta le famiglie erano conosciute con un soprannome, c'era il cognome della famiglia, ma anche il soprannome. Il nostro soprannome, il soprannome della famiglia Marchetti era Idiola. Mettiamo insieme quello che abbiamo scoperto in questo sottobosco che colorava il bosco. Tra l'altro, naturalmente, siamo all'inizio della primavera, quando ancora timidamente le foglie si fanno vedere sugli alberi, e da questa pennellata di colore viola meravigliosa uniamoci l'aspetto tradizionale, non poteva che chiamarsi Bosco delle Viole. Qui abbiamo anche un'immagine delle nostre arnie, perché è un'azienda agricola e perciò abbiamo anche delle produzioni, e ha un significato importantissimo nel bosco quello dell'ape, che non è solo e soltanto alberi e arbusti, ma è un insieme di vita collegato. E questo è uno dei concetti fondamentali, come parafrasando un po' l'idea di John Muir, questo scrittore scozzese naturalizzato americano, che è stato un pioniere dell'ambientalismo, un poeta della natura. Lui diceva: prendi una cosa qualsiasi e scoprirai che è collegata a tutto il resto dell'universo. Collegamenti, una visione fortemente ecologica. Qui sempre a proposito di api, che è un po' un emblema anche del nostro ambiente, loro sono i bioindicatori per eccellenza, abbiamo un'ape regina. Ecco, questo è il nostro bosco visto dall'alto. C'è una prima parte che abbraccia una casa rurale che ha la sua origine, all'inizio dell'Ottocento,
e poi naturalmente un percorso, una siepe che collega un'altra parte del bosco, il tutto percorso da sentieri che permettono di apprezzarne le specie arboree arbustive. Andiamo avanti, ecco, allora giusto per ripercorrere brevemente il livello storico, negli anni 40-70 lì dove oggi sorge il Bosco delle Piove era un'azienda agricola, come si potevano vedere in quegli anni a ciclo chiuso, perciò c'erano vigneti, c'era la parte a seminativo, c'erano importantissime tutto il confine, tutto il perimetro siepi campestri, che lo vogliamo ribadire sempre, sono qualcosa di fondamentale per il nostro paesaggio e per le nostre culture. E qui abbiamo degli esempi di quelle che erano anche di caratteristiche e particolarità dal punto di vista storico delle coltivazioni. Abbiamo la piantata con la vite americana e i gelsi. Allora, da lì poi negli anni 90 appunto questa idea di trasformare questa azienda in un bosco. Allora, fasi per la realizzazione di questo bosco, innanzitutto la progettazione, non è che ci si improvvisa, bisogna naturalmente progettare e studiare, avere in mente come si comporterà un bosco, perché? Perché è un essere vivente, fatto da tante piante, potremmo pensarlo come un superorganismo. Anche in apicoltura spesso si ricorre a questa immagine del superorganismo, a questo concetto, proprio per far capire come l'alveare non è altro che un grande organismo composto dalle tante piccole cellule che sono le api. Allo stesso modo questa immagine la possiamo portare naturalmente nel bosco. Progettazione, realizzazione, quindi anche lì studio su quelle che sono le tecniche di impianto, e poi, cosa mai scontata, la manutenzione, e quindi le varie potature, il governo del bosco, la sistemazione e la cura dei sentieri. Qui abbiamo alcune delle pubblicazioni, all'epoca molto è stato preso dalla letteratura francese. Qui abbiamo lo schema, una delle caratteristiche della nostra siepe campestre, cioè la siepe frangimento, e come vanno a costruire queste siepi, perciò come una barriera filtrante, non come un muro impenetrabile, ma neanche inadeguata come all'inizio. E naturalmente la siepe è stata la prima cosa che è stata messa di moda, proprio perché avrebbe poi protetto ciò che nasceva all'interno, sarebbe nato all'interno. Qui un'immagine segnata dal tempo di quello che è stato il progetto, e andiamo pure avanti. Ok, qui un gruppo di discussione, qualcuno si riconoscerà. Qui a sinistra, all'estrema sinistra c'è mio padre, all'estrema destra qualcuno si riconoscerà, appunto c'è il dottor Giustino Mezzalina. Appunto c'è stato un confronto, anche prima mi è piaciuto molto nell'intervento che ci è preceduto l'importanza del senso della comunità, nei legni per gli strumenti, degli alberi tra loro nel bosco, ma questa cosa la dobbiamo imparare a portare anche come senso di comunità nostro nella discussione, nel confronto. Questa è la cosa che più può dare, più può esprimere grandi potenzialità. Giusto velocemente per farvi vedere come è cresciuto, perché io devo dire che ho avuto una grande fortuna. C'è chi cresce con il cane, c'è chi cresce con il gatto, noi siamo cresciuti con il cane, con il gatto e con il bosco. In qualche modo lo sentiamo come, lo sento, lo percepiamo, io anche mia sorella, come un altro nostro fratello. Qui al primo anno, vediamo molto velocemente, grazie, sì, procediamo, esatto, al primo anno, vedete facciamature nel pigmento naturale, ciliegio un dettaglio, siamo già al secondo anno, c'è la soddisfazione di queste piante che piano piano crescono, anche perché il primo anno, dai, venite a vedere il nostro bosco, e le piante volutamente saranno state piantate che erano, si dimora che erano veramente piccole. E questo ha un grande senso, perciò all'inizio, il primo anno, secondo anno, quando qualcuno veniva a vedere il nostro bosco, vedeva tanta erba e diceva: ma dov'è il bosco?
A distanza di qualche anno il bosco adesso si fa sentire molto bene, e anche la scelta di piantare delle essenze molto giovani si è percepita come assolutamente quella tecnicamente giusta. Scorrono le immagini, perfetto, così vediamo, cresce, siamo a 9 anni, siamo a 10 anni, perfetto, e poi arriviamo alle immagini che vi ho mostrato, perciò grosso modo 25-30 anni. I nostri valori: ecosostenibilità, visione sistemica e transizione. Ecosostenibilità in un doppio senso, cioè quello ecologico, e naturalmente questo è molto forte, lo si può ben vedere, ma anche dal punto di vista economico, perciò vogliamo veramente sfruttare tutti quelli che sono, insomma, tutto quello che possiamo, tutti i modi in cui possiamo valorizzare questo bosco, tutti i servizi ecosistemici che possiamo trarre da questo che il bosco ci dà. Visione sistemica e quindi una visione profondamente ecologica fatta di connessioni, nulla è separato da tutto il resto, ma gioca. Noi stessi, come dire, una delle cose a cui teniamo particolarmente è dare un messaggio di tipo ecologico, nel senso che noi esseri umani siamo una specie per il quale il mondo non è stato creato, cioè non è che esiste tutto in nostra funzione. Noi siamo una forma di vita insieme a tante altre forme di vita che abitano questa nostra prima grande importantissima casa, che naturalmente è il pianeta Terra. Transizione, qui ci siamo ispirati a quella che è stato il movimento della transizione, nato grosso modo nel 2005-2006, e che porta con sé l'idea di sviluppare una emancipazione dal punto di vista dei combustibili fossili, prodotti di sintesi, un rispetto e una valorizzazione dell'ambiente e una valorizzazione della comunità, rispetto e valorizzazione delle persone della comunità, creare rete. Perciò grande parte del nostro lavoro è proprio quello di creare sinergie. Creare sinergie, e poi vedremo a breve, in un progetto come quello del bosco didattico, naturalmente queste qua diventano uno strumento per attivare, uno strumento in più per attivare queste sinergie. Varie attività che abbiamo sperimentato e che faremo sempre di più nel nostro bosco. Naturalmente quella didattica, e qui vediamo un'immagine, ma approfondimenti su quello che è il mondo delle api, naturalmente la connessione con la tradizione e con la musica, e dopo vi faremo ascoltare, tra pochissimo vi faremo ascoltare qualcosa, ma anche c'è il piacere di stare seduti sotto un albero. Abbiamo una meravigliosa farnia che è uno spettacolo, ci dà una frescura, un'ombra deliziose, e lì con le varie comitive amici che ci vengono a trovare l'idea di assaporare le letture, che possono essere giocose come anche cose più scientifiche. Naturalmente le produzioni, perciò il miele, le erbe officinali, i vari fiori, e anche lì è bellissimo andare e nel bosco e nelle nostre siepi campestre a scoprire e riscoprire tutte le essenze e tutti i vari usi che si possono fare. Naturalmente progettazione ambientale, perché, ripeto, non è che ci fossero tantissimi modelli all'epoca, perciò c'è stato un progetto, è stata anche una sperimentazione dove abbiamo visto cosa funzionava, e per fortuna ha funzionato molto, e cosa c'era da correggere. Come tutte le cose che si fanno per la prima volta, bisogna un attimo aggiustare poi il tiro e rifinire quello che è un modello che adesso appunto può fornire. Poi ci sono le attività dedicate al benessere di cui parlavamo prima, e poi ragazzi, quando siete in mezzo al bosco, chiudete gli occhi, vi lasciate ispirare e lì le idee fioriscono. Sempre molto molto bella, e riassume bene quella che è la nostra filosofia, questa citazione, questa famosa citazione dove appunto questo Capigliano ci dice: noi siamo parte della terra e la terra fa parte di noi. I fiori profumati sono i nostri fratelli, il cavallo e la grande aquila sono i nostri fratelli, la cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei poni, scusate, e l'uomo appartengono tutti alla stessa famiglia.
Perfetto. Allora, recentemente abbiamo avuto la grande fortuna e il grande onore di partecipare alla redazione, di contribuire con le nostre idee ad una legge regionale che, come vi dicevo, è stata approvata a fine di aprile dal Consiglio regionale Veneto, approvata all'unanimità e senza emendamenti, perciò è una cosa sentita e molto sentita da tutto il Consiglio. Questa legge è entrata in vigore a maggio, era 14 2020, perfetto. Allora, questa legge dei boschi didattici, quale obiettivi ha? Quelli naturalmente di valorizzare quello che sono i boschi, tutti i boschi naturalmente. Quando pensiamo al bosco, di solito ci viene in mente quello dei montagni, ma come dicevamo prima, non ci sono solo quei boschi e pensiamo anche ai boschi, quelli che abbiamo nella nostra pianura e che anche noi abbiamo nel nostro bosco delle Viole. Allora, valorizzazione dei boschi e anche creazione di una rete, di una sinergia. Sia nella redazione della legge, sia il significato di questa legge, il significato di questa legge stanno proprio nel creare un circuito, di creare una rete in grado di mettere in relazione e di far conoscere sia chi offre queste opportunità, quindi chi dei boschi li utilizza per la didattica, sia chi cerca questo tipo di proposta, ecco, di sottolineare la presenza e creare una rete. Promuove la cultura del bosco, valorizzare il bosco in tutti i suoi aspetti, creare un circuito e, cosa non da poco, fornire un quadro normativo. Io vi parlo dell'esperienza che ho maturato nel Bosco delle Viole. Di formazione, la mia formazione è in giurisprudenza, perciò nel momento in cui abbiamo pensato a questa legge, abbiamo veramente visto la legge come un'occasione. Allora, scrivere la legge è una cosa difficile, veramente una cosa difficile. Però se scritta bene può dare una grande opportunità e creare chiarezza. La nostra base, lo spunto ci è arrivato innanzitutto guardando quello che avevamo in casa dalle fattorie didattiche e perciò dalla legge 28 del 2012 che disciplina le attività turistiche, quella che disciplina gli agriturismi, gli agricampeggi, turismo rurale e la fattoria didattica. Siamo andati avanti, sì, e che istituisce un elenco regionale, una giornata aperta. Si tratta di una figura riconosciuta dalla regione e che la regione promuove. L'altro grande modello che avevamo arrivava dalla Puglia. Noi oggi, Veneto, siamo la seconda regione d'Italia con questa legge, una legge dedicata ai boschi didattici. La prima è stata la Puglia. Perciò abbiamo preso anche da questa esperienza, abbiamo tratto degli insegnamenti da questa esperienza che tra l'altro, qui vedete il sito, oggi grosso modo sono un centinaio di boschi didattici in Puglia, e la legge dei boschi didattici della Puglia, anche questa veniva dalla legge sulle loro fattorie didattiche, che sono le masserie didattiche. Da lì un grande lavoro di confronto e di discussione, un gran lavoro di squadra nella redazione, e per quanto riguarda la nostra esperienza in questo percorso abbiamo avuto una grande collaborazione del comune di Cessalto, dove c'è uno dei boschi, un autentico gioiello dei boschi di pianura, che è il Bosco Olme. Dall'Associazione Forestale di Pianura, che sta facendo un grandissimo lavoro per la valorizzazione dei boschi di pianura, parliamo di un'associazione che rappresenta in Veneto circa 1000 ettari di boschi di pianura, altri 1000 in Lombardia. Hanno cominciato a rappresentare anche alcuni boschi in Friuli, e aggiornamento proprio che deriva da qualche giorno fa anche in Emilia Romagna. E naturalmente Veneto Agricoltura, Ethifor, peraltro questa mattina uno dei pilastri di Ethifor, Lucio Brotto, ha avuto il premio Jean Genot, l'APAT Apicoltori in Veneto, che è l'associazione
di apicoltori di cui facciamo parte e che naturalmente si è molto prodigato per questa legge. Naturalmente poi c'è stato un confronto anche con professionisti del settore. Questa è la proposta di legge 444 di giugno dell'anno scorso. Qui un'immagine, una fotografia della nostra partecipazione alle audizioni in terza commissione in Regione Veneto, ed ecco che poi c'è stata l'approvazione il 27 di aprile e la pubblicazione sul bollettino regionale di maggio, e quindi poi l'entrata in vigore. Molto brevemente, questa legge istituisce la figura del bosco didattico. Bosco didattico possono essere tutti i boschi, ma non solo, anche gli impianti di agricoltura da legno e anche le formazioni boschive di origine artificiale. Perciò, come dire, si è andati anche un po' oltre quella che è la definizione di bosco che ci dà il decreto legislativo 34/2008. Istituisce il circuito, come dicevamo prima, l'idea di fare rete, e due figure importanti che sono quella del gestore, che programma quindi le attività, e quella dell'operatore, che sarà chi materialmente farà poi le attività nel bosco. Le attività sono veramente tante, questo è stato uno degli articoli anche più discussi: ricerca scientifica, didattica, formazione socioculturale, studio etnografico, storico, artistico, culturale, dell'economia e delle tradizioni locali, più avanti formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta e di benessere della persona. Ci sono naturalmente dei requisiti che deve avere questo bosco, di natura forestale, didattici, logistici, di sicurezza. Andiamo avanti, perfetto. Qui ci sono alcuni requisiti che riguardano l'operatore. Tutti coloro che hanno una laurea in scienze e in discipline agroforestali, ambientali, naturali e biologiche possono essere operatori, e poi invece per le altre figure la Regione metterà a disposizione degli appositi corsi. Ci sarà una festa dei boschi didattici, in cui appunto verranno aperti i vari boschi del circuito. Naturalmente con l'istituzione di questa figura c'è anche l'impegno da parte della Regione di promuovere questi boschi didattici, che è sempre cosa molto, molto giusta, buona e giusta e gratuita. Quindi che cos'è questa legge? È un'opportunità per valorizzare tutti i tipi di bosco, per accrescere un certo tipo di sensibilità, di conoscenza, di promuovere un certo tipo di offerta didattica, di creare sinergie, di creare reti, e naturalmente tutto questo all'interno di un quadro normativo e di un riconoscimento regionale. Se vogliamo un po' riassumere quello che è la morale, il valore che sta dietro a questa legge, abbiamo pensato di riassumerlo così. Se pianto un albero, lo faccio crescere, poi qualcuno lo taglia, ho fatto qualcosa, ma ho fatto poco. Ma se pianto un albero, lo faccio crescere, e insieme faccio crescere anche le persone che domani pianteranno un altro albero, e qua Jean Genot sarebbe molto contento, e si prenderanno cura di quelli esistenti, allora avrò fatto la differenza. Vi ringrazio dell'attenzione, e se ci sono delle brevissime domande volentieri, se no andiamo a fare due note. Molto volentieri. Grazie mille dell'attenzione intanto. Grazie. Ci spostiamo dove c'è quel meraviglioso pianoforte.